17 anni di difficoltà e dopo 17 anni di lavoro che comunque era stato condiviso, fatto, effettuato con grande ormai professionalità da questi soggetti, mi sembrava che doverlo fare per me fosse un atto assolutamente doveroso e un atto dovuto. Oggi cominciamo a pensare anche agli altri, per i quali ovviamente nel corso degli anni si sono fatti anche altri percorsi e verso i quali le amministrazioni locali hanno utilizzato anche delle linee assolutamente diverse, così come ci sono più di 180 comuni della regione siciliana che non hanno mai stabilizzato nessun precario. E allora abbiamo cercato di intervenire in maniera organica con un disegno di legge che oggi va in Commissione Bilancio per essere esitato. Non credo che il problema principale sia soltanto il reperimento delle risorse finanziarie per le quali stiamo lavorando e verso le quali vogliamo trovare certamente una chiave d'uscita che possa legittimamente soddisfare tutte le esigenze, ma oggi mi sento di dire che il governo regionale ha bisogno di trovare con un disegno di legge una norma che potesse tirare fuori dal bacino del precariato gli ultimi soggetti che rimangono dei 60.000 iniziali. Non per niente il disegno di legge governativa che ho presentato, poi ripreso dalla Commissione e quindi è diventato parlamentare, recita all'articolo 1 fine del precariato. Io credo che la Regione si sta muovendo molto bene, mi auguro che il termine che ci siamo dati, cioè fine del 2007 per la fine definitiva del precariato, sia una data importante, ma importante è stato in questi 4 anni e mezzo non avere fatto altri precari. Questo è un risultato positivo che ci fa onore al governo Cuffaro e soprattutto fa onore a quelli che con grande forza e con grande abnegazione hanno difeso questo principio. Io stesso sono stato più volte oggetto di azioni disturbative, intimidazioni, minacce personali, perché non ho voluto avere alcun dialogo col nuovo precariato. Io credo che la Regione ha bisogno di pensare a produrre, non a ricominciare da capo con fenomeni sociali, seppur importanti in alcuni periodi storici, ma che non fanno più parte della nostra vita di adesso.